Un derby è sempre un derby, una big match è sempre un big match, specialmente quando di fronte ci sono due squadre che vogliono dare il massimo per portare a casa i risultati. Amici di Sportissili, ben trovati ai Campi del Sole di Palermo da Francesco Cammuca per la sfida tra l'Athletic Club Palermo e il 3M Palermo. Portiere, qui intanto Sanchez, il recupero del pallone, avanza lo spagnolo, va alla conclusione Mancina, palla fuori, verticale su Sanchez, sempre affaticato su di lui. Sanchez prova a far viaggiare Nilmar che impegna Tripoli in angolo. Scucchiaia molto bene su Tuzzolino che si invola, Tuzzolino davanti a Tripoli! Giovanni Tuzzolino sblocca il risultato per l'Athletic Club Palermo che passa a condurre per 1-0. E c'è subito il gol dell'1-1, ci pensa Calvaruso a impattare ancora, cambia il parziale, questa volta segna la squadra di Mosca, 1-1. La punizione per l'Athletic, se ne va Tuzzolino, tu vai per lo schema, Tuzzolino il palo! Lo schema è riuscito in qualche modo, ha colpito il legno Tuzzolino. Tuzzolino la gioca in avanti, palla per Vallecchia, pallonetto di Vallecchia che fa 2-1, un gol pazzesco da parte di Vallecchia che ha sorpreso tutti, anche il sottoscritto, e porta nuovamente in vantaggio l'Athletic Club Palermo. Accetta Tuve, poi Vallecchia può andare in ripartenza, Vallecchia contro la Rosa che lo ferma senza grosse difficoltà. Tripoli lancia lungo, c'è Ricotta contro Tuve, schiena contro schiena, la palla arriva al numero 7 dell'Athletic, poi Giuliano a Tuzzolino sbaglia e allora attenzione al 2 contro 2, De Lisi, serie di finte, De Lisi se ne va, De Lisi, l'uscita di Dalba, la palla rimane buona per la Rosa, sarà angolo, intanto è tornato Restivo al posto di Tuzzolino, conclusione di affaticato Dalba, in calcio d'angolo, anche il time out quando arriverà, per il momento no perché il 3M rimane in attacco dopo questo tiro di affaticato smorzato da Dalba. La Rosa va dentro, Ricotta, palla fuori di nulla, occasionissima, e arriva adesso il time out. Pronti, la Piana e Tuzzolino dall'altra parte, fischia l'arbitro, amici, col salvataggio di Nilmar e sarà angolo. Restivo, guarda il movimento di Nilmar, ogni tanto alza lo sguardo, lo vede adesso, Nilmar contro Runfolo, palla indietro, sbagliata, allora Ricotta prova a intervenire, si incrociano le gambe, fallo di Nilmar, tiro libero 3M, giallo per Nilmar. Forse finalmente si può calciare, Carlo Amici è lì che aspetta, contro Dalba, fischia l'arbitro, amici, sotto le gambe di Anthony Dalba, 2-2, segna l'algerino, glaciale Carlo Amici. Si va ad affiancare a Runfolo, i due pali sono coperti, fischia l'arbitro, la rincorsa di La Piana e la palla che sorvola la traversa, ha tirato fortissimo, affaticato, subito pressato Alex Villauria, tunnel di La Piana, poi affaticato, forse se lo tira giù, dandogli anche una manata, è rimasta a terra La Piana, Runfolo sulla traversa, attacco vivo per il 3M, la Rosa ferma il gioco, è rimasto a terra La Piana, la prova a ripartire il 3M con Calvaruso, difesa schierata e l'Athletic sbaglia, una brutta palla Calvaruso, lo passa poi Tuzzolino con la ruleta, ancora Tuzzolino, tocca per Restivo, davanti a Tripoli con deviazione, palla in angolo da Calvaruso e poi dal tiro libero vincente di Carlo Amici. Nilmar evita la Rosa, riesce a toccare per Tuve, il miracolo di Tripoli in angolo. Tuve va a puntare, Tripoli respinge per la palla recuperata, Nilmar ancora Tripoli, Tuve terzo tentativo, affaticato. La Rosa, serie di finte contro Intravaglia, poi palla per Baucina, triangolo che si chiude, palo di La Rosa e palla che torna in campo, Tuzzolino prova a spingere la ripartenza per inseguito, ancora Tuzzolino fermato da Montevago. Tuzzolino se la porta sul sinistro, non riesce a indirizzarla Giuliano, palla fuori.
Nilmar, lungo per Sanchez che controlla, su affaticato, lo trattiene affaticato e attenzione, svolta della gara, doppio giallo per affaticato, rosso per affaticato, perde una pedina fondamentale il 3M. Vallecchia, controllo non pulito, palla ancora a Nilmar che ha spazio anche per calciare ma preferisce non farlo perché c'è l'uomo in più. Vallecchia, c'è Restivo e l'appoggio, la correzione vincente è di Totò in Travaia, l'uomo decisivo forse per questa partita, ma intanto porta in vantaggio ancora una volta l'Athletic Club Palermo. Occhio alla Rosa che prova a spingere, adesso in campo aperto, tocca a Calvaruso, 2 contro 2, Calvaruso contro Restivo, decide di calciare, respinge l'Alba, la mette fuori Tubè. La Rosa per Calvaruso che ha spazio, Calvaruso la finta e la parata di Dalba sul palo, la traversa di Baucina, poi contatti Runfolo, palla fuori. È entrato Di Cara, è entrato Giuliano, però è entrato anche Ricotta nella metà campo avversaria, Baucina respinge Dalba. Ricotta la tiene in campo accelerando il passo, poi Restivo perde il rimpallo, ancora Ricotta sul fondo, Calvaruso, entrata di Cara, calcio di rigore per il 3M. Calvaruso ha ancora l'opportunità di riequilibrarla, l'ha avuta nel primo tempo, fischia l'arbitro, Calvaruso altissimo, altissimo Calvaruso, lo molla un attimo, Baucina per De Lisi contro Vallecchia, sterza De Lisi, calcio De Lisi, immancabile, immancabile, la legge spietata nel futsal come nel calcio, il gol dell'ex Alberto De Lisi, 3-3. Per la terza volta il 3M ha ripreso il risultato, adesso cerca di ripartire, Ricotta, Runfolo d'Alba! È un baluardo oggi Anthony D'Alba. Vallecchia per Restivo, subito all'altra parte esce, Tripoli, la porta è vuota, Restivo sopra la traversa. D'Alba va a lungo, Giuliano la controlla, ma è finita la partita e finisce con un pirotecnico pareggio per 3 pari tra Athletic Club Palermo e 3M, 3 volte avanti la squadra di Miosi, 3 volte al pareggio quella di Giacomo Mosca, si dividono il punticino le due squadre.